Grandi. Bimbi Grandi è la trasmissione che durerà fino a dicembre e con me in studio Max Bazzana, regista, attore, musicista. E allora musicista. Allora come si presenta un personaggio che è protagonista di questa trasmissione? Ecco a voi Max Bazzana. Qua mi strappo i capelli. Sì, no, ma hai già cominciato, ho visto che... Sì, è rimasto solo questo, perché fa un po' d'antenna di trasmissione. È lento? E per prendere meglio col cellulare l'antenna, così si riesce a comunicare meglio in questo periodo. La prossima trasmissione ci sarò anch'io con quella. Vedete bambini, vedete il vostro maestro come qua. Ci si riduce a lavorare nell'arte, insomma. Pazzesco, pazzesco. Comunque questa è una trasmissione dedicata ai bambini per aiutarli a reintegrarsi nella società normale, nel mondo normale. E anche per sapere, come dire, noi bimbi più grandi, com'è il loro mondo, visto che durante questo periodo di lockdown e di chiusura, insomma, i bambini è vero che hanno accesso alla tecnologia, ma sicuramente non in maniera diretta come magari gli adolescenti e noi adulti. E quindi sarebbe interessante capire come hanno vissuto le difficoltà del non stare insieme. E abbiamo raccolto un po' di materiali, Bruno. Vedremo oggi alcuni bambini che ci racconteranno un po' di cose, vedremo anche qualche genitore che ci racconta un po' com'è stato questo periodo e poi anche una maestra. La maestra è stata un po' difficile perché sono un po' timorose nel mostrarsi in telecamera, ma abbiamo una coraggiosa che oggi ci mostrerà e ci dirà qualcosa di com'è stato questo inizio di scuola. Ecco, io invito tutti quelli che ci vedono a mandarci delle loro testimonianze, del loro materiale, magari qualche clip fatta al loro bambino, come si trova, come si è trovato a scuola, come si trova. Qual è la difficoltà che hai incontrato? Esatto. Dopo daremo anche i girelli come funzionano? Esatto, sì. Le gare? Le catene, soprattutto le catene, così no. In realtà da quello che abbiamo raccolto un pochettino sembra molto più semplice e comunque meno difficile la situazione da come insomma si prospettava quest'estate. E mi pare che sia già giunto il momento però di mandare... Non è giunto il momento perché dobbiamo dire che questa trasmissione va in onda grazie agli sponsor, grazie ai nostri amici che sostengono delle cause importanti come questa con grande soddisfazione. Abbiamo Ca del Poggio, Alberto è un mio grandissimo amico, dove il prosecco incontra il mare, poi vedremo un piccolo filmato. Poi abbiamo i Bibanesi. I Bibanesi è un'azienda leader sul mercato, fa dei prodotti di altissima qualità, ma oltre ai prodotti di alta qualità mette insieme la storia e la cultura. Diciamo che collabora anche con l'azienda I Bibanesi. Beppe Mora, che è un vignettista del Fatto Quotidiano, che ha fatto i primi gli scopritori, mi sembra che è questo qua, gli scopritori, leggili tu, Galileo Galilei. Cristoforo Colombo, Isaac Newton, Niccolò Copernico e Leonardo da Vinci. E allora questa è storia. Poi ha ideato gli intellettuali, che è questo, leggili. Faccio il lettore, allora Dante Alighieri, Mozart, Verdi, Shakespeare e D'Annunzio. E poi alla fine ha ideato, sempre lui, sempre Mora, i nasoni, gli storici nasoni. Le immagini, allora, Toro seduto, Cleopatra, Cesare Augusto, Nerone e Napoleone Bonaparte. Allora, questa è storia mischiata, satirica, ma è molto simpatico perché naturalmente ci si approccia al pubblico con un prodotto alimentare che però dia gioia e dia anche cultura. Per parlare di cultura io mi muovo un po', la regia diventerà matta, vi voglio far vedere, questa è una scultura di Bepi Darè, che è il fondatore di questa grande società, e vi giuro, io quando l'ho vista mi sembrava un bronzo, invece no, è una scultura fatta a mano, è l'originale, per dire quanto artista era Bepi, l'originale è fatta a mano e poi gli è stata data questa conformazione che sembra bronzo e veramente mi ha tratto in inganno. Io sono onorato di essere amico di questa famiglia che oggi è
condotta dai figli, da Francesca, da Armando e da Nicola. Poi abbiamo, lasciamo un attimo il Darè, abbiamo il ferro battuto di San Vendemiano con Andrea Valdemarca, e dal Bob Mobility, che è un nuovo sponsor che è entrato proprio dalla seconda puntata, che si occupa di adattare le macchine, le auto alla mobilità difficoltosa. Bene, poi vedremo anche di questo. E poi anche il Club Serenissima Storico. Perché il Club Serenissima Storico, del quale io faccio parte? Perché è un club sensibilissimo, è un club che non chiede ma dà, e contribuisce appunto ad eventi importanti. Domenica vi invito in Viale Carducci a Conegliano, dove ci sarà l'esposizione per l'Asi Day, l'esposizione di una quarantina di auto storiche. Portate i bambini, così conoscono anche il passato, la storia e anche il futuro. Bene, Max, io ho finito di presentare. Io direi sì, una presentazione lunga e mandiamo subito il contributo dei bimbi che ci raccontano un po' come sono stati e com'è questo rientro a scuola. Sono fantastici, guarda. Ti racconti del periodo del lockdown? È stato molto difficile perché non ho potuto incontrare le mie maestre, i miei compagni, i miei parenti e poi fare i compiti a casa è stato molto più difficile perché i genitori non sapevano i nostri metodi, perché i loro tempi ne facevano altri. E dopo comunque mi è piaciuto molto anche che ho fatto dei dolci con la mamma, insomma. Ecco, ho fatto anche molte cose in questo periodo. Ciao, sono Leonardo, ho iniziato le medie, la scuola media, ho 11 anni. L'impatto con il Covid all'inizio della scuola è stato abbastanza duro perché tutti con queste mascherine non è molto bello, insomma, per me. Una cosa bellissima è che non serve tenere la mascherina al banco e quindi sono molto felice. Bisogna igienizzarsi le mani quando si entra in classe, ma è una cosa che mi viene anche normale fare, perché anche quando si entra nei negozi lo dobbiamo fare e quindi è normale. Ho vissuto abbastanza bene questa cosa, sono molto felice anche di rivedere ragazzi, bambini intorno a me, che era da tanti mesi che non li vedevo, e sono contento di ritornare a scuola perché mi mancava tanto, ma tanto, perché avevo bisogno anche di ritrovare i miei amici e è stato veramente bello. Ciao! Com'è stato il tuo rientro a scuola? Sono stata contentissima di aver ritrovato i miei compagni e le mie maestre. Abbiamo subito cominciato a fare i compiti e bene, meglio, li ho fatti meglio di come li ho fatti a casa e poi è molto diverso, ma erano comunque le regole anche dell'anno scorso, perciò. E a ricreazione abbiamo un mucchietto tutto nostro dove dobbiamo stare e sì, insomma, è difficile mantenerla. Dobbiamo dire molto bravi questi bambini, molto bravi anche i genitori che hanno filmato questi momenti simpatici. Sì, bravo a Leonardo e a Caterina, che sono stati i due bambini che abbiamo visto e che ci hanno raccontato un pochettino com'è la loro situazione adesso, insomma, con le loro difficoltà, ma anche con l'entusiasmo finalmente di rivedere i propri compagni, ed è una cosa che tutti i bambini e anche, come dire, chi ci lavora nelle scuole come me, insomma, aveva veramente desiderio di risentire e riprovare.
Allora ricordatevi, mandateci delle testimonianze, perché noi ne abbiamo bisogno di fare la trasmissione con voi, perché Max è brutto, non guardatelo, guardatevi voi, mandateci i vostri contenuti. E adesso andiamo a vedere la pubblicità, andiamo a vedere i nostri amici, sponsor. La pubblicità è il pane quotidiano di questa struttura, il bibanese, nostro pane. Più che pane quotidiano, il bibanese quotidiano. Allora, siccome abbiamo anche altri contributi, io direi di andare subito a vedere invece... non perdiamo tempo? No, andiamo, adesso le spiego che cosa... e poi... Ti vendichi perché ho detto che sei brutto? Sì, no, ragazzi... No, è colpa sua, no, io non c'entro. Vai. Sì, no, ma è anche un dato di fatto, insomma. E quindi, detto questo, insomma, quello che stiamo per vedere invece sono i contributi di bimbi grandi, ovvero a me piace chiamarli così i genitori, che hanno voluto raccontare dal loro punto di vista sempre come è stato il periodo di chiusura, ma soprattutto anche questo momento di riapertura, ritrovando l'entusiasmo con i bimbi. Quindi io li lancerei subito e vediamo un po' che cosa ci dicono. Max Bazzana, il nuovo conduttore di Bimbi Grandi. Come sono stati i periodi che sei stata a casa? Con mia figlia, allora in quel periodo a casa abbiamo avuto il tempo di fare nuove attività insieme, si preparavano dolci, lavoretti di ogni genere, origami, abbiamo organizzato anche nuovi giochi. E per quanto riguarda i compiti, abbiamo seguito insieme le video lezioni con le maestre e abbiamo fatto anche i compiti insieme, cercavo un po' di seguirla di più rispetto a quando non ero a casa. Basta. Ciao, sono la mamma di 2 ragazzi che finalmente sono tornati a scuola. Uno in quarta elementare, l'altro in seconda media, quindi questo lo mettiamo via e tiriamo fuori libri e quaderni. Pesano un po', ma ci sono mancati. A loro no, forse, però sono stati veramente contenti di tornare, avevano voglia di rivedere i loro compagni in 3D e non più attraverso un monitor, e questa è stata senz'altro per entrambi la cosa migliore. Inizialmente erano un po' infastiditi dall'idea di dover indossare questa, però per il grande ha la funzione di coprire i baffetti che tanto belli non sono a quell'età, e anche i primi brufoli. Per il piccoletto che ha sempre sonno e che trova nell'andare a scuola la fatica maggiore proprio svegliarsi presto al mattino, la possibilità di sbadigliare senza dover mettere la mano.
routine che può essere anche divertente perché ci si sceglie la mascherina più carina, si perdono quei 5-10 minuti all'entrata della scuola per la misurazione della temperatura, che può essere un'occasione per la chiacchiera con i compagni, per cui li vedo molto carichi e soprattutto capaci di trasformare appunto ogni occasione in un'opportunità di divertimento o comunque qualcosa di positivo, per cui speriamo di continuare così. Eccoci di nuovo in studio. Benissimo. Max, allora ti piace la nuova configurazione che ti ho dato all'interno di questa trasmissione come nuovo conduttore? Sì, è abbastanza entusiasmante. La patente ce l'hai? La patente ce l'ho perché... L'auto? Anche sì, perché ero arrivato a Portogruaro a Conegliano, quindi insomma in qualche maniera allora devo condurrai l'auto da Conegliano a Portogruaro. Ok, e anche viceversa. Nuovo conduttore. Esatto, sì, elettrico soprattutto, elettrico. No, volevo ringraziare i genitori che hanno partecipato, sono arrivati anche altri contributi, ma per mancanza di tempo, insomma, e tempistiche li vedremo la prossima volta. Chi ha mandato il video sono Paola, Laura e Lina. Fra l'altro 3 bimbi grandi davvero, nel senso che hanno partecipato in questo anno, in questi mesi, insomma, alla costruzione di storie online per i bambini nel canale A un metro da voi, dedicato solo ed esclusivamente ai bambini, che abbiamo creato io e la mia associazione Artivarti, io, Martina e un'altra associazione, la Luna al Guinzaglio, in cui abbiamo inserito dei contenuti solo per i bimbi, dedicati esclusivamente a loro. Quindi se avete voglia di vedere qualcosa trovate anche adesso online. E grazie soprattutto ai genitori che hanno voluto veramente spendersi per i più piccoli e regalare loro delle cose belle. Dovevi portarci Martina oggi. Martina è una di quelle che purtroppo, come dire, siccome è entrata in contatto con una persona che è entrata in contatto con un'altra persona che aveva il Covid, ha preferito, concordandosi col suo medico, di stare a casa una settimana chiusa in casa, farsi questa mini vacanzina siccome lavoriamo tanto con i bambini, per essere tranquilla. Però ha fatto il tampone, il risultato dovrebbe esserci L'importante oggi. è seguire le regole. Assolutamente. Quando vai a scuola, bisogna dire ai bambini, quando vai a scuola un bambino fa uno starnuto grandissimo, tutti a casa. Esatto, averlo saputo ai miei tempi sarebbe stato più facile. Vero? Insomma, sì. Invece che, come si diceva? Marinare. Perché si diceva marinare? Perché presumo che derivi dalla marina. Andava al mare oppure invece che a scuola andava esatto, al mare. Quindi oppure marinare, fare un piatto marinato. Sì, o la pizza anche marinare, insomma. I bambini devono crescere e incominciare a imparare. Soprattutto è un mestiere, no? Fare il pizzaiolo è un mestiere. È quello che dico anch'io. Siamo dentro i tempi perché altrimenti la regia ci stanca. Io volevo parlare dei perché magari qualcuno non ha capito che i bibanesi possono... Ecco, ho capito. Invece, però tu devi lanciare adesso? Manca il video di un insegnante, la nostra Patrizia, che è simpaticissima e nonostante la timidezza ha deciso, insomma, di mostrarci com'è il rientro a scuola in 30 secondi. Buongiorno prof. Buongiorno. Com'è andata il rientro? Ma direi meno peggio di quel che pensavo. Il primo giorno è stato un disastro perché questa mascherina mi ha creato grossi problemi di mal di testa. I giorni successivi molto meglio. Anche i ragazzi mi sembrano tutti molto contenti di essere a scuola. Quindi alla fine, grazie alla relazione con loro, diciamo che il clima si è ricreato. Sì, direi proprio di sì. E anche sono tutti belli volenterosi e stanno tutti anche attenti. Bene, grazie. Niente, arrivederci.
Allora Max, Sì. siamo arrivati alla fine di questa fantastica puntata, ne faremo un'altra sabato prossimo. Comunque io ti dico, salutiamo i nostri bimbi, un abbraccio ai bimbi, un Ciao, abbraccio bimbi, piccoli, ai genitori, medi, grandi, anulari e mignoli. un abbraccio alle mamme e e Lancia, e anche alle nonne. Allora, l'ultimo contenuto. L'ultimo contenuto, ovvero il video della nostra Veronica, che ci racconta un pochettino come lavarsi le mani. Ciao a tutti! Era più bello quando, adesso che sei tornata a scuola, era più bello stare a casa? Era più bello stare a casa e anche a scuola. Tutte e due? Ma sei felice di essere tornata? Sì, tanto. Ritornare a scuola è stato bello, ma ci sarebbe ancora il virus, quindi a scuola abbiamo fatto un libretto per ricordarci che dobbiamo seguire le regole, quindi il nostro libretto dobbiamo portarlo a casa. Dobbiamo seguire bagna, strofina, fai le bolle, sciacqua, asciuga, schizza un po' dentro il lavandino, asciuga, bevi un goccio d'acqua. Ciao, è stato bellissimo.